Ultimamente, oltre alle truffe ai danni degli anziani, abbiamo assistito a alcuni episodi dei furti o rapine consistite con la tecnica dell'abbraccio, ovvero nell'ultima settimana abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, diverse denunce da parte dei cittadini di età avanzata. La prontezza della vittima, un anziano novantenne di Santa Maria la Longa, ha permesso ai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Udine di mettersi sulle tracce dei due malviventi, tenuti d'occhio dai militari, per una serie di segnalazioni e denunce di furto con la tecnica dell'abbraccio. E così un 38enne e una ventenne di etnia rom senza fissa dimora sono stati arrestati per furto con destrezza e rapina in concorso. L'ultimo episodio è avvenuto il 30 di luglio in prossimità di Palmanova. Abbiamo constatato che di fatti era stata appena consumata una rapina, gli era stato asportato un Rolex con violenza, il signore riportava anche alcuni graffi sulla mano destra e successivamente i colleghi della sezione operativa si sono messi all'inseguimento del soggetto lungo l'autostrada in direzione Venezia. Con i colleghi della Polizia di Stato abbiamo organizzato un posto di controllo in prossimità di Venezia Est, dove noi sapevamo che il soggetto sarebbe uscito per fare rientro al B&B e i due malfattori, la donna seduta dietro diciamo, la propria autovettura e il malvivente che invece guidava, non si sono fermati all'alta e è iniziato un inseguimento per le strade di Mestre. Successivamente hanno abbandonato la propria autovettura in prossimità di Marcon, alle campagne, per tentare una fuga appiedata. Entrambi sono stati fermati e sottoposti a fermi di polizia giudiziaria. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: i malviventi individuano persone anziane, si fingono conoscenti o semplicemente chiedono finte informazioni e nel ringraziare e salutare gli anziani li abbracciano o stringono le mani, rubando anelli, collanini, orologi e ciò di prezioso che le persone indossano. Così era successo il 29 giugno a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, dove gli arrestati avevano consumato il furto di una catenina ai danni di una donna di 79 anni. Identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri si sono messi sulle loro tracce fino a quando non sono riusciti a prenderli, dopo la rapina ai danni del novantenne di Santa Maria la Longa. I due sono ritenuti responsabili di un ulteriore furto commesso ai danni di una 83enne di Torviscosa e sono stati rinchiusi rispettivamente presso il carcere di Udine l'uomo e di Trieste la donna.